primo testimone di oggi, primo e ultimo di oggi, perché uno soltanto. Ormai più piazza comincia a sparare. Questo direi di produrlo. No, quindi di produrlo. Come ieri avete lo documento, ma quello di via da adesso tanto hanno già quello là. Che ci facciamo per un altro. Fiorini Pierpaolo. Buongiorno dottore, lei è chiamato a rendere testimonianza, deve dire la verità. In caso di falsa testimonianza sono previste delle sanzioni. Questo le dico perché è prescritto dalla legge che io dica così ai testimoni. Legga la dichiarazione di impegno. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Sì. Le sue generalità complete. Allora, Pierpaolo, staccato Pierpaolo, Fiorini, nato a Roma il 25/70, devo dire anche dove. Residente a Roma, professione? Professione dottorando all'Università di Sapienza. Via Rubra. Dottorando in che cosa? In che Filosofia del diritto. Sì. Basta. Pubblico ministero può fare le domande. Posso, Presidente? Sì. Senta, lei con quale cattedra sta prendendo il dottorato? Allora, io con la cattedra del professor Romano ho in verità due tutor, due persone che mi seguono, il professor Romano e la professoressa Filipponio. Grazie. Senta, lei ricorda quello che ha, come a che ora è arrivato all'università il 9 maggio, quello che ha fatto? Può ricostruirlo? Sì. Grazie. Allora, premettendo che potrei essere ancora più preciso se con riferimento alle telefonate che io feci a casa prima di partire. Ma mette essere più o meno il momento in cui lei arriva all'università, Sì. le persone che incontra, quello Sì, che va bene. Allora, ecco, io sono all'università più o meno intorno a 12:15, 12:10, 12:15. 12:10, 12:15. Sì, allora, premetto che questo orario non è precisissimo nella mia memoria perché l'ho ricostruito tentando di capire a che ora fossi partito da casa, per questo dico potrei essere ancora più preciso. A casa feci queste 2 o 3 telefonate, per cui per questo, subito dopo l'ultima telefonata, dopo 5-10 minuti, sono partito da casa, per questo dico. Per questo. Comunque più o meno ricordo questo orario che ho sempre indicato. Parcheggiai, arrivai all'università, entrai dall'entrata principale di giurisprudenza, arrivai in prossimità del corridoio di filosofia del diritto e subito entravo nel corridoio, nella sala cataloghi, incontrai il dottor Scattone che stava parlando con qualcuno, non ricordo chi. Ricorda per caso se vi era anche la porta Stefano? È un ricordo vago perché a quel tempo la porta Stefano non lo conoscevo bene, l'ho conosciuto dopo, facendo le attese in questura. Senta, facendo un attimino marcia indietro, lei quanto impiega da casa sua per arrivare Ovviamente dipende dal traffico. Io abito a Via Rubra, che sarebbe insomma zona Labaro,
e quindi difficilmente riesco a metterci meno di mezz'ora, però dipende dal Che traffico. mezzo utilizza? Che mezzo utilizza? L'auto? L'autobus. No, l'automobile. l'automobile, cioè non sempre, ma quella mattina sì. Ci impiega intorno a mezz'ora? Sì, più o meno. Intorno a mezz'ora. Ricorda se quella mattina aveva un appuntamento? Non è un appuntamento preciso, mi ero recato all'università soltanto per salutare il professor Romano. No, ricorda se per caso i suoi genitori o qualcun altro della sua famiglia l'avessero esortata di aver messo fretta quella mattina per il rispetto di un appuntamento? Come sempre, io sono ritardatario, insomma, quindi mi dissero: guarda, sono già le 11:40, sbrigati, solo che non si sa se sono quegli orari un po' gonfiati dei genitori o se fossero questi, dico. Generalmente i suoi genitori fanno l'orario più in là per questo non lo so. esortarla a farla arrivare prima? Beh, potrebbe anche succedere, insomma. È successo altre volte? Siccome non ho mai l'orologio, non ho mai il riscontro, insomma. No, dico, è successo altre volte che i suoi genitori, proprio per metterle fretta, abbiano dato un orario più anticipato di quello che era in realtà? Appunto, ho sempre avuto il sospetto, ma siccome non ho mai avuto il riscontro vero. Potrebbe essere, sì, delle volte sì, è successo. Comunque io effettivamente ricordo che fosse, non so bene, forse perché c'è l'orologio in macchina, insomma, ho questa vaga... si sente male? Questo vago ricordo delle 11:40, però ho detto appunto, se si vedessero le telefonate forse sarei sicuramente più preciso. Ho capito. E quindi intorno alle poi 12:10, 12:15 è arrivato all'università e ha incontrato il suo collega Scattone? Sì. Siete colleghi con Scattone? Sì, lui veramente è afferente alla cattedra del professor Carcadera, però sì, siamo colleghi. Avete la stessa carica all'interno ricopite lo stesso ruolo? Carica è un po' ottimistico parlare di carica, insomma, all'università. Insomma, diciamo, lui è dottorando 2 anni più di, insomma, è più grande di 2 anni di me, quindi... Ho capito. E quindi ricorda di cosa avete parlato? Sì, inizialmente avevo questo ricordo che lui mi chiese un libro, un prestito, in realtà mi sembra che poi questo episodio è da riferire a un altro giorno. Comunque fu un colloquio brevissimo, circa 1 minuto. Il suo intento era quello di vedere un'altra persona quel giorno all'università? Sì, io volevo vedere il professor Romano per salutarlo, ero stato un mese a Monaco, cioè. Lì, siccome ero stato un mese a Monaco, mi disse: com'è andata a Monaco? Così, ho detto io bene, così. Gli chiesi, gli domandai: ma vai a Teramo domani che c'è questo convegno di cui mi aveva avvertito l'esistenza la dottoressa Lipari pochi minuti prima al telefono? E io gli chiesi: ma vai al convegno di Teramo? E lui scherzando mi disse: no, io già sono andato a Napoli, io già vado a Napoli, insomma, figuriamoci se vado pure a Teramo. Insomma. Questo Scattone lo disse sì, così. Sì. Senta, lei la mattina aveva sentito già la dottoressa Lipari? Sì. A che ora l'aveva sentita, se ricorda? Prima di uscire da casa, aveva telefonato a casa? Sicuramente prima di uscire da casa telefonai per sincerarmi che ci fosse effettivamente il professor Romano per non fare un viaggio a vuoto, insomma. Poco prima delle cosiddette 11:40? Saranno stati 10 minuti prima, penso, così, 5-10 minuti prima. Così, 10 minuti prima rispetto a che cosa? Rispetto all'orario che aveva segnato il padre? Rispetto alla mia uscita di casa. No, quindi rispetto all'uscita di casa. Sì. Più o meno, so. Perché subito dopo mi fu segnato l'orario che uscì di casa. E avete preso accordi per vedervi con la Lipari quel giorno? Io parlai inizialmente con la signora Urilli, chiesi: c'è il professor Romano? Mi disse sì. Aspetti che c'è qui la dottoressa Lipari, vuole dire una cosa. Mi disse del seminario di Teramo il giorno dopo, mi disse anche che lei non sarebbe andata con tutta probabilità e nulla. Pensavo di incontrarla all'università, ma non... Lei non l'ha incontrata poi all'università? No. Era andata via, qualcuno ha riferito così? Sì, me lo riferì la signora Urilli. Senta, lei in che rapporti è con l'ambiente universitario, cioè con i suoi colleghi, con la dottoressa Lipari in particolare e con il professor Romano? Con la dottoressa Lipari in particolare e con il professor Romano, se può darci un quadro? Sì. Io con i colleghi più o meno vado
d'accordo con tutti, chi più chi meno ovviamente. E con la dottoressa Lipari ero in ottimissimi rapporti, ne ero molto amico, poi non l'ho più vista da allora. Col professor Romano i rapporti sono sempre stati più o meno uguali, sia prima che dopo questo fatto. Un rapporto di collaborazione scientifica, non si parla molto di altro. Non ci sono stati screzi fra lei e il professor Romano? Screzi? Sì, dico, i rapporti sono buoni fra lei e il professor Romano? Sì. Possiamo definirli tali? Sì. Senta, quindi quando lei è andato la mattina, ha parlato con il dottor Scattone e ha cercato la dottoressa Lipari senza trovarla, poi successivamente ha parlato col professor Romano? Sì, io anzi abbandonai la conversazione con il dottor Scattone proprio perché vidi il professor Romano che entrava nella porta della sala Laureani, quella dove sono i computer, dove c'è la signora. Allora salutai velocemente il dottor Scattone dicendo scusa ma c'è il professore, se no poi non lo trovo più, e l'ho inseguito, poche parole, e mi sono recato nella sala Laureandi perché ho avuto una conversazione un po' frammentata con il professor Romano, perché ho iniziato a parlavo un po' di Monaco, della mia presenza a Monaco, mi fece delle domande, dopodiché il professor Romano, questo me lo ricordo, si allontanò nel suo studio per fare una telefonata o forse perché squillava il telefono, ma questo non ricordo. Si intrattenne poco, qualche secondo, un minuto così, e poi uscì fuori. Mi ricordo innanzitutto in quella stanza c'era una laureanda, la dottoressa Castiglia, che stava ferma con un libro, non sapevo come si chiamasse allora, e poi si aggiravano un po' la signora Rilli e la signora Gabriella. Senta, nell'ambito, lei da quanto tempo conosce il professor Romano? Io mi sono laureato nel gennaio del 94 e ho iniziato a collaborare nel febbraio, quindi saranno 4 anni. Ecco, questa frequentazione dell'istituto e del professor Romano, possiamo definirla assidua? La mia? Sì. Personale? Sì, insomma, sì. Quindi lei assiduamente frequenta sia il professor Romano, sia l'istituto e sia conseguentemente il professor Romano? Sì, avvertendo che non essendo un rapporto impiegatizio, voglio dire, certo. No? Nel senso, chiaramente molte attività si svolge in biblioteca, io studio anche da altre parti, quindi insomma... Quindi lei in qualche modo, possiamo dire, conosce l'ambiente dove lavora? Più o meno nei limiti della collaborazione scientifica, però, quindi io di molte persone non so assolutamente nulla. Sì, ma io infatti non le voglio chiedere No, fatti privati sì, delle altre no, persone. no. Io cerco di ricostruire se lei lo sa, ovviamente. Certo, se lei certo. non lo sa, quindi i limiti di questa conoscenza assidua durata circa 4 anni. Sì. I vostri rapporti col professor Romano sono tutti uguali o in qualche modo c'è qualcuno di voi che è più legato al professor Romano? No, beh, Può non succedere, sono... insomma, quando uno sta, Sì, per esempio, sì, faccio esempio in una classe. Presidente, scusi, difesa Romano. A me sembra che queste domande siano assolutamente fuori capitolato. Il capitolato è estremamente preciso in merito alla presenza di Scattone Giovanni presso l'istituto e sul particolare interesse di Romano di conoscere il contenuto delle domande. Non vi è alcun riferimento a rapporti tra il professore Romano e altri soggetti dell'istituto. Sì, ma serve questa eventuale risposta, serve meglio a tratteggiare i rapporti che esistevano tra Romano e il Teste, per cui si può meglio comprendere la sua risposta in ordine al capitolato come formulato specificatamente. Sì. Ovviamente... Se lei mi sa dire i nomi delle persone che rivestono più o meno la sua stessa posizione, quindi dottorando, Sì. che in qualche modo circondano la figura e ausiliano la figura professionale del professor Romano. Sì, ovviamente antecedentemente al fatto anche la dottoressa Lipari aveva ottimi rapporti con il professor Romano, Certo. Anzi forse quella che aveva forse i migliori rapporti, forse, non so.
Quindi Poi, la dottoressa Lipari è in qualche modo quella che aveva i rapporti migliori con il professor migliori, insomma no, Più buonissimi. buonissimo. Quella che aveva i rapporti fra i migliori di quelli che hanno la mia stessa età, diciamo, ovviamente. Esatto. Ugualmente possiamo dire della dottoressa Vitabile? Sì, ha buonissimi rapporti, lei frequenta in maniera più assidua forse di me, certamente, ha ottimi rapporti, sì, ottimi rapporti lei. Ho capito. E senta, nell'ambito di questi rapporti il professor Romano assume anche un tono, come dire, confidenziale con voi, nel senso di aiutarvi anche nei vostri problemi personali? C'è qualcuno di voi che ha particolare confidenza? No, lui in generale ha un'attenzione così, un profilo così psicologico, un'attenzione tipo psicologica rispetto alle persone, ha un'intuizione di ognuno di noi, una sua percezione. Può essere considerato quindi un buon padre di famiglia per tutti, in qualche modo? Cioè, avete un rapporto confidenziale? Queste persone che lei mi ha detto... Questo tipo di domande mi sembrano tra l'altro suggestive, perché si propone al testimone A già una risposta compresa nella domanda, B un giudizio può essere considerato, già il testimone ha risposto, ha parlato dei rapporti, non vedo perché dobbiamo insistere. Esatto, comunque lei può rispondere in questi termini, Sì. cioè a questa domanda. Il professor Romano nei rapporti con voi, Sì. collaboratori, era espansivo, chiuso, taciturno, parlava con voi anche di questioni non strettamente inerenti al diritto o alla filosofia del diritto? Certamente non parlavamo soltanto, per fortuna, di questioni attinenti al diritto. Appunto, questo vogliamo sapere. Sì, però non c'era neanche un rapporto... Parliamo di lei adesso. Per esempio. Parliamo Sì. tra lei e il professor Romano. Sì. Questi rapporti com'erano? Ma sono sempre rimasti Cordiali. Si parla, la maggior parte delle volte io ovviamente ho sempre parlato di problemi scientifici con il professor Romano, pochissime volte mi è capitato di sfiorare problemi personali, se c'era qualche cosa, sì, ma... Ecco, va bene, e così la risposta. Senta, questi rapporti dopo ovviamente il 9 maggio Sì. sono mutati, e se sono mutati più o meno se può collocare l'epoca e se ci può dire con chi sono mutati? Presidente, questo è proprio fuori dal capitolato, perché non mi sembra propedeutico per nessun approfondimento inerente ai temi del capitolato. Sì, per il momento io non ammetto questa domanda, eventualmente la ammetterò successivamente quando le domande saranno poste sui capitolati di prova, se questa domanda presentasse ancora rilevanza. Siccome il test del Presidente prima si riferiva alla Lipari, parlando di un mutamento di rapporti, allora sulla sua risposta io vorrei un chiarimento. Ha parlato di un mutamento di rapporti? Se noi sentiamo Tra chi? tra il professor Romano e la Lipari, l'ho detto prima, dei fatti aveva ottimi rapporti Allora, anche con la la Lipari. domanda è messa soltanto con riferimento Presidente, però alla scusi. Lipari. Ha detto fino a quando c'è stata la Lipari, non ha parlato di mutamenti di rapporti, ha parlato di una improvvisa poi scomparsa della Lipari. No, ha detto prima del fatto i rapporti erano ottimi, dopo sono scusi, cambiati. Ha scusi. detto Ma qui testualmente abbiamo così. l'interprete, è la fonte principale. Vediamo un pochino. Il problema fu Ci semplicemente... chiarisca la situazione. Il problema fu semplicemente che, almeno per quanto io abbia conoscenza, la dottoressa Lipari non venne più in istituto. Dal 21 maggio almeno non seppi più di una sua presenza in istituto, quindi scomparve. Quindi io, siccome si parla di rapporti visivi, cioè di cose che ho visto, scambi di battute che ho visto, Cosa che lei comunque sa, cioè quindi dopo averlo saputo o perché l'ha visto o perché gliel'hanno riferito. Sono due gli elementi di conoscenza, uno la percezione visiva, Certo, oppure certo. per telefono io sento una cosa ma non la vedo ovviamente. Sì, ma non così, lui inizialmente era soltanto così, non aveva... No, semplicemente il problema fu che non venne più. Sì, benissimo. Però lei continuò a frequentarla o no, la Lipari? Lei? Io tentai di contattarla alcune volte, posso raccontare anche in quali precisissime circostanze. Per esempio, il problema fu questo: quando fu interrogato il 21 maggio, mi sembra che fosse il 21 maggio, la prima volta, fu interrogato alle 7, alle 7 e mezza, mi sembra, verso le 7, alle 7 e mezzo... Alle 7 di sera, presumo. Di sera, sì, scusi.
alle 7:30 si chiuse il mio verbale, perché mi fecero una domanda, non so se adesso fosse fuori di tema, comunque mi si fece la domanda se io conoscessi qualcuno che facesse uso di armi. Che facessi? Uso di armi, qualcuno dell'istituto. Io dissi di no. Mi dissero ci pensi meglio, ci pensai meglio, ma non mi veniva in mente assolutamente nessuno. Al che mi contestarono il fatto che secondo la dottoressa Lipari io avrei a lei riferito che qualcuno facesse uso di armi, senza rivelarmi il nome, il 21. E per questo motivo mi dissero che avrei dovuto fare un confronto con lei sempre quella sera aspettando il magistrato. Quindi attesi 2 o 3 ore, adesso non ricordo, però verso le 11:30, ricordo che mi vidi la partita con i poliziotti, verso le 11:30 venne un commissario, non so, un poliziotto, e mi disse guardi lei può andare. Ho detto come, non devo dire niente? No, lei può andare. Siccome vedevo il padre della dottoressa Lipari che andava su e giù nervosamente davanti a una porta, In questura? In questura, sì, il commissariato dell'università. Commissariato dell'università. Chiesi, ma la dottoressa Lipari ha detto no, mi sa che il professor Lipari, intendendo, si farà tutta la nottata qui perché la dottoressa Lipari sta sbarellando, mi disse esattamente questo poliziotto. Io ho detto ma perché, come mai? No, sta dando con versioni diverse, si sta contraddicendo. Allora io a quel punto, preoccupato per lei, perché ho detto forse, non so, si sta mettendo da sola nei guai, non so, ho pensato questa cosa così, che il giorno dopo telefonai, però dissi, vuoi che passiamo insieme a... Telefonò a chi? alla Lipari, scusi. E parlò con lei? Con lei, sì, la trovai al numero di casa dei genitori, esattamente, non a casa sua. E dissi, vuoi che passiamo, era sera, verso le 9, vuoi che passiamo insieme al dottor Sacco, esattamente, prendiamo un gelato, insomma, che cosa è successo? E lei mi rispose, ah no, non ho intenzione di parlare con nessuno, e poi si lamentava del fatto che ci fossero state persone che se l'erano sbrigate in 20 minuti, in poco tempo. E io dissi, ma questo che c'entra? Ha detto, ah no, perché qua bisogna collaborare, e voi non capite niente, così iniziò già un tono leggermente, ma non ancora astioso. Io dissi, comunque guarda, se qualsiasi cosa chiami, insomma, io sono disponibile, insomma, così, perché erano veramente molto amici. Dopodiché io tentai di rintracciarla altre volte. Cioè si lamentò perché in qualche modo era stata lasciata sola? Ma è un po' strano perché io fino al 20 maggio, cioè fino a 2 giorni prima... Sola nel senso, perché vi diceva, almeno da quello che lei mi sta dicendo adesso, sì, quello che capisco, voi non capite, voi... No, in che senso? In effetti questo voi non capite, questa accusa, per essere sinceri, è da riferire leggermente dopo, in effetti, forse quella di fare 22 non è tanto un tono tipo voi non capite. Vi disse esattamente, adesso mi ricordo le parole, che siccome lei era stata prima e dopo lo sparo, mi disse, passeggiava nei corridoi, insomma quelli rilevanti ai fini delle indagini, doveva sforzarsi di dire assolutamente tutto, innanzitutto mi disse. Seconda cosa mi disse, ho delle sensazioni gravissime che non voglio condividere né con te né con nessun altro dell'istituto, mi disse questa cosa, sensazioni, mi disse. Senta, una cortesia, chi è che in qualche modo faceva da referente con il professor Romano di quello che accadeva in istituto? Ma referente? Ma io così so... Presidente, scusi, cosa si intende per referente? Sì, e poi siamo sempre in capitolato. E cosa intende per referente e a quale epoca riferisce il referente? Prima o dopo il 9 maggio? Mi riferisco a una domanda che era già stata fatta al test sull'andamento dell'istituto, da chi viene informato in via preferenziale? In generale... Presidente,
Presidente, comunque c'è opposizione della Sì, difesa, abbiamo siamo fuori preso, però capitolato. potrebbe essere utile questa domanda ai fini di meglio comprendere e valutare la testimonianza del teste. Cioè, normalmente sull'andamento dell'istituto il dottor Savarese è molto vicino al professor Romano, insomma, da questo punto di vista, però non so fino a che livello. Solo il dottor Savarese o anche qualcun altro? No, ci sono... Se lei ricorda, Sì, se no glielo ricordo io, come vuoi. Me lo ricordi lei, no, per non fare lo sforzo, solo per questo. Lei ha dichiarato: sull'andamento dell'istituto il professor Romano viene informato in via preferenziale solo da Savarese e dalla sua segretaria a letto Gabriella. Ricorda questa frase? Sì, me la ricordo. È così. Senta, quindi in qualche modo di tutto quello che accadeva nell'istituto il professor Romano era informato preferibilmente, quindi in via preferenziale, da Savarese e da letto Gabriella. Sì, parlo soprattutto dal punto di vista amministrativo. Poi, esatto. Per quanto attiene invece ai fatti relativi alla morte di Marta Russo e quindi alle indagini che poi venivano effettuate necessariamente dalla polizia giudiziaria, lui ha richiesto espressamente di essere informato da tutte le persone che in qualche modo... Se la richiesta è stata fatta a lui, sì, ecco, a lui soltanto, poi eventualmente estendiamo la domanda ad altre persone. Va bene. Appunto, io per quanto riguarda me, parlammo in almeno 3 occasioni, una volta mi telefonò, un'altra volta telefonai io perché aveva telefonato, e semplicemente lui si domandava, cioè noi veramente insieme ci domandavamo soprattutto sul perché, non tanto degli interrogatori ma della durata degli stessi. Chiedo scusa, lei inizialmente aveva risposto in maniera diversa, io gli leggo la risposta. Solo per questo fatto della morte di Marta Russo il professor Romano ci ha chiesto espressamente notizie riguardanti le nostre audizioni. Anche le audizioni precedenti non ci furono mai, non c'è stato non ci sono stati altri processi. Ricorda questa frase, lo colloca quindi come un fatto eccezionale nei vostri confronti. Io parlo al plurale. La mia domanda era al plurale perché mentre lei prima parla sull'andamento dell'istituto viene informato in preferenziale solo da Savarese e dalla sua segretaria a letto, questa ulteriore risposta, cioè solo per questo fatto della morte di Marta Russo il professor Romano ci ha chiesto quindi in plurale espressamente notizie riguardanti le nostre audizioni, come nostre audizioni si potrebbe fare riferimento ad altre persone. Sì, d'accordo, pubblico ministero. Prima facciamo rispondere il test sul punto. Allora, avete parlato con il professor Romano. Ovviamente, il contenuto di questo colloquio. Allora, innanzitutto, ovviamente, precedenti audizioni non ci furono altri processi, quindi chiaramente fu la prima volta. Ovviamente non si tratta di un fatto amministrativo. Risponda a noi, per favore, poi. Risponda a noi. Scusi. Le domande e poi allora, il contenuto è semplicemente questo. Lui, parlando, mi disse: ma come mai vi tengono così tanto? Cioè, a me, veramente, mi tengono così tanto. Ti hanno tenuto? O le dava del lei o del tu? Del lei. L'hanno tenuto per tanto tempo? Come mai? Come mai? Perché si parlava di 10 ore alcune volte. E io dissi: un po' erano semplici attese, un po' erano interrogatori veramente lunghi, alcune volte ci sono dei contrasti con altri verbali evidentemente, e così, semplicemente questo. Lui semplicemente... Questo è il colloquio per telefono, avvenuto telefonicamente? Guardi, confondo il colloquio venuto per telefono con quelli avvenuti a voce. Allora guardi, io faccio una contestazione di lei nel verbale di cui io sto parlando, che è il verbale del 27 maggio, alle ore 20 che ha reso davanti a me, spero non ci siano state minacce da parte mia. No. Lei ha detto questo: per il resto confermo quanto già dichiarato nei precedenti verbali, perché lei è stato sentito più volte. Posso solo precisare che, come mi si contesta, se non fossi stato particolarmente allertato dal professor Romano, non gli avrei telefonato subito dopo la mia convocazione, in quanto potevo ben avvisarlo il giorno seguente.
Presidente, la difesa si oppone a questa contestazione. Non c'è uno specifico contrasto sul punto. Lui ha richiamato una dichiarazione in cui si dice come mi si contesta. Non esiste l'opposizione alla contestazione, no? Esiste l'opposizione alla domanda, Presidente. Chiariamo subito il problema e lo risolviamo in un modo brillante. Prima domanda. La domanda è questa, mi inserisco io per mettere a fuoco e puntualizzare le domande stesse. Sì. Prima che lei venisse chiamato e convocato in questura per l'essere sentito, Sì. ebbe un incontro col professor Romano? Prima della prima volta, lei intende? Sì. No, non mi ricordo. Prima della prima volta no. La seconda volta? Ma il problema fu questo, lui mi disse teniamoci informato sull'andamento, se succede qualcosa. Questo quando lo disse, come lo disse? Ma lo disse nel tono più normale e tranquillo del mondo, insomma. In sede di esami mi sembra fossimo. Siccome io arrivai a casa dopo gli esami, il venerdì, arrivò una macchina della polizia con una citazione a comparire presso il tribunale l'indomani. Io pensai se telefonare o meno al professor Romano, perché siccome così non volevo allertarlo per nulla, però ho detto siccome lui vuole essere informato, cioè ci tiene insomma a sapere come vanno le cose, ma in generale fece questa telefonata così. E gli dissi, prima di andare in questura? il giorno prima di recarmi in tribunale, in tribunale per essere sentito dal dottor Romani. E telefonai e gli dissi professore, è arrivata adesso una convocazione, e lui disse insomma quindi ce l'hanno con lei, disse scherzando, cioè ce l'hanno proprio con lei. Dissi guardi no, ma che cos'è una convocazione? È un avviso di garanzia? Mi chiese. Io dissi no, è semplicemente così, persona informata sui fatti, devo specificare alcune cose, così. E quindi va alla procura e viene sentito. Sì, dal procuratore Romano. Sì, e ha telefonato subito dopo al professor Romano? Subito dopo? O il giorno dopo? Sì, mi sembra qualcosa del genere, comunque, o forse direttamente. Sto cercando. Un momento, l'ospite di Silvia. A distanza di un anno non ricordo precisamente se ci sono i verbali. Sì, allora, a questo punto il pubblico ministero può semmai fare le contestazioni, perché le domande sono state fatte e se ci sono divergenze è bene chiarirle col sistema della contestazione. allora, la prima contestazione è quella sempre sulla in più verbali il test ha parlato di una particolare attenzione, professore, una particolare raccomandazione, tanto è vero che nel verbale del 27 maggio dice posso solo precisare che come si contesta se non fossi stato particolarmente allertato dal professor Romano non gli avrei telefonato subito dopo la mia convocazione. Questo è quello che dice nel 27 maggio. In un precedente verbale del 24 maggio il test dice posso ipotizzare che quella frase del Savarese, e non la dico perché ovviamente riguarda un'altra domanda, nasca dal fatto che io ieri ricevetti la vostra citazione e la comunicai al professor Romano, il quale si è raccomandato con tutti noi di riferirgli ogni cosa in merito a questa vicenda. Allora, un chiarimento su questi due punti, se può. Allora, particolarmente allertato, cosa intende per particolarmente allertato? il professor Romano è una persona che si allerta anche per i verbalini dell'esame, innanzitutto, questo ha un carattere emotivo, un po' in senso buono, e quindi innanzitutto. Seconda cosa, quello che si diceva se uno sa qualcosa quanto ci mette a dirlo? Mezz'ora, un'ora, due? Lui si chiedeva come mai persone dell'istituto sparissero per 10-12 ore in questura nel nulla, primo. Secondo, che ci fossero voci inquietanti sui giornali, soprattutto dopo il 25, non so, adesso non ricordo le date dei giornali, in cui si diceva che comunque i sospettati fossero, che risiedessero sospettati nel filo del diritto. In particolare poi si faceva anche il mio nome,
tra le altre cose, in alcuni giornali. Quindi questo era il tipo di allerta, non era... Sì. E sul secondo punto? Che tutti noi, chiedeva a tutti noi, ma io sinceramente con cognizione precisa posso parlare di me, insomma, siccome verranno sentiti tutti gli altri testimoni penso potete chiedere. Sì, qualche volta però lei poteva essere presente quando il professor Romano si rivolgeva ad altri. Sì, questo è vero, evidentemente avevo qualche percezione di questo tipo, cioè ho avuto, ma non ricordo adesso episodi precisi in cui comunque il tono era sempre teniamoci in contatto, così, nel senso... come? Siccome sono venuti i periti per le trascrizioni che forse mi vogliono riferire e ragguagliare sul termine da osservare, io sospendo per meno di 5 minuti l'udienza, soltanto 5 minuti, quindi per favore rimanete. Hanno la trascrizione entro il probabilmente per il 3 luglio, probabilmente però, poi sapremo tempestivamente la data e così vi informeremo. Allora riprendiamo l'esame testimoniale. Pubblico ministero, eravamo rimasti dove? Dunque io capisco che la sua situazione è un po' particolare perché si trova ancora oggi in qualche modo a collaborare col professor Romano, però da quello che noi avevamo, in qualche modo le abbiamo anche ricordato oggi, senza indagare sui motivi che poi in realtà spingevano il professor Romano, se fosse meno ansioso, se volesse aiutare gli autori del reato oppure fosse una semplice curiosità sua, ecco, non voglio io entrare a fare di questo perché lei non ce lo può sicuramente dire, solo nella testa di Romano è il motivo per cui chiedeva alcune cose. Presidente, però mi parrebbe... tutti questi commenti, soprattutto dire io mi rendo conto che lei tuttora lavora con Romano, a me sembra che stiano influenzando il testimone, deve fare le domande, non può dire lei tuttora lavora con Romano. I rilievi sono esatti, pubblico ministero. Io avevo già più volte osservato che la domanda consiste in una frase con cui si chiede a qualcuno quello che sa. La frase domanda non deve essere preceduta da riflessioni, commenti, riepiloghi. Quindi per favore invito sia lei sia tutti gli altri difensori ad attenersi a questa regola. Ecco, allora io vorrei che lei facesse uno sforzo di memoria, se è possibile, e se può in qualche modo ricordare le altre persone a cui il professor Romano aveva chiesto di riferirle in ordine alle convocazioni, ai contenuti e di che cos'altro inerente al procedimento penale Marta Russo. Quando lei fa il termine noi, siccome l'ha ripetuto in più verbali, evidentemente non è stata una nostra dimenticanza, insomma una sua dimenticanza di questo termine. Ma siccome allora non mi fu chiesto di specificare il noi, io a distanza di un anno sinceramente non ricordo assolutamente nulla, non so neanche se quel noi lo utilizzai in senso generico o Ferraro, preciso. Per esempio. Sì. Lei sappia, è stato chiesto qualcosa a Ferraro da parte di Romano? Mancini? Può essere, non so. Può essere, Presidente, non ricordo. Ecco, vorrei che invitasse il testimone a riferire fatti specifici. Nell'ipotesi in cui non ricorda non può far entrare nel processo ipotesi, può essere Ferraro, cioè se lo sa sì, se non lo sa no, se non lo ricorda non lo ricorda. Allora pubblico ministero, Ferraro c'era... ricorda se Ferraro in qualche modo... Non ricordo. Allora, io le contesto un'altra frase che lei ha detto nel verbale. In quale verbale? In quest'altro verbale del 27 maggio. Un attimo, arrivo. Ore 9:45 la mattina. Tutta la giornata del giorno. Allora, dalle 9 alle ore 22, sì. Per intenderci meglio. Sì, scusi. Io penso che se
avessimo saputo certe notizie prima e forse in maniera più spontanea avremmo evitato di trattarvi il fastidio. Presidente, Era un commento, non era... Presidente, Scusi. per favore, può richiamare il pubblico ministero a non fare commenti? Io richiamo prima il teste, perché la replica del pubblico ministero Sì, mi scuso, si riferiva infatti. ad un'osservazione che il teste Sì, mi poteva scuso. non fare. È vero, mi scuso. Allora, io le voglio leggere questa frase nella maniera in cui è stata fatta, proprio perché in qualche modo le voglio far capire che la sua dizione non è su domanda, ma è quasi spontaneamente, almeno da quello che io ho modo di leggere. Allora, la prima domanda è questa: ho fatto questa domanda al Ferraro in quanto lui era stato presente al mio colloquio con la Lipari di sabato 17. Nel corso del colloquio abbiamo parlato scherzosamente della vicenda, punto. Sì. Voglio dire, quindi stiamo parlando di un altro argomento. Legga senza commenti. Voglio poi dire che il professor Romano vuole sapere tutto di questa vicenda, o meglio, chiede a me ed ai miei colleghi di informarlo su quello che succede e su quando veniamo sentiti, anche se non mi ha chiesto espressamente il contenuto delle deposizioni. Questa è un'ulteriore Sì. frase che lei ha detto. Ma io ripeto che evidentemente quel noi aveva un senso, soltanto che non ricordo precisamente Il nome episodi. e il nome dei colleghi. Sì, Vabbè, sto qui. è chiaro, Presidente. Senta, può dirci qualcosa? No, però pubblico ministero, io vorrei capire una cosa. Lei all'inizio della frase ha dato lettura del termine, una domanda a Ferraro, qualcosa di Sì, io ho letto la prima parte, non perché fosse a contestazione, ma per far capire. Sì, cos'è la domanda, quella rivolta a Ferraro? Questo fa parte di un'altra domanda. Allora la faccia perché così possiamo capire. Certo, ci stavo arrivando. Senta, girava voce nel vostro istituto che ci fossero dei colleghi vostri armati o persone armate? Allora, adesso faccio tutta la genesi di questa vicenda. Allora, ho già detto che il 21 mi fu contestato questo fatto, che io avevo detto a Lipari che qualcuno facesse uso di armi, senza che mi fosse rivelato il nome di questo qualcuno. E a quel punto, dopo 2 giorni, se ricordo bene, in sede di esami, c'erano esami e si parlava di queste indagini, c'erano inquirenti che giravano, giornalisti. E andando al bar con il dottor Sacco mi disse: ma si vocifera che il dottor Mancini fosse esperto di armi. Allora ho pensato, allora era lui quello che pensavo, no? E allora ho chiesto: ma chi è con chi stavate parlando? Ma no, è un gruppetto di persone, stavamo commentando questa cosa in tono non serio, e mi disse vari nomi, adesso erano 4 o 5 persone, non ricordo bene, fra cui c'era anche il dottor Ferraro. Al che il giorno dopo... Stiamo parlando di un assistente, di Mancini. Stiamo parlando di Mancini. Mancini, sì, mi fu detto questa voce. Sì. Il giorno dopo... Non ho capito le 4-5 persone. Chi erano queste 4 persone? No, 4-5 persone. Il dottor Sacco mi disse che agli esami, tra una pausa e un'altra, io evidentemente stavo ancora interrogando, quindi non facevo parte di questo colloquio, fu fatto il nome di Mancini come colui che è esperto di armi, insomma, dell'istituto, visto che c'era questa... Così. E queste 4-5 persone che parlavano fra di loro, una era il dottor Sacco, un'altra era il dottor Ferraro e le altre 3-4 non mi ricordo, era un gruppo, insomma. Adesso abbiamo capito. Ecco. Il giorno dopo, il sabato, fui interrogato dal dottor Romani. Il dottor Romani mi disse che la dottoressa Lipari sosteneva che sabato 17, quindi una settimana prima, in un colloquio che ebbi con lei all'università, le dissi che Mancini faceva uso di armi. Ora, io risposi: guardi, io non gliel'ho detta questa cosa, semplicemente che non la sapevo proprio, cioè io non la sapevo veramente. Allora mi chiese come mai la Lipari dice questa cosa, e io ipotizzai 2 differenti cose, pensai a 2 cose possibili. Una era che mi avesse scambiato per qualcun altro, l'altra è che siccome con il dottor Righi qualche giorno prima, il 13-14,
dottor Righi ci disse che il dottor Mancini era esperto di arti marziali, forse allora aveva scambiato queste due cose, insomma. Io forse avevo fatto una battuta su Mancini come esperto di arti marziali e lei aveva pensato alle armi. Queste sono le due ipotesi che io feci nella mia mente, però a quel punto, dato che era la seconda volta che mi si contestava questo punto e dato che oltre a stimare il dottor Ferraro una persona razionale e tranquilla con cui poter parlare di questo caso, lo penso tuttora, sinceramente, allora pensavo questa cosa, uniti i due fatti che il dottor Ferraro potesse sapere di questa cosa di Mancini, e dato che ricordavo che sabato 17 all'università c'era anche il dottor Ferraro e per un attimo avevamo parlato in tre, io, Ferraro e la Lipari, ho pensato forse questa battuta su Ferraro, sulle armi, l'ha fatta Ferraro alla Lipari e la Lipari... L'ha fatta? Questa battuta sulle armi potesse averla fatta Ferraro, eravamo in tre, io non ricordo questo particolare e ho pensato che questa storia poteva andare avanti in eterno su questa contestazione. Allora ho pensato, sono andato a trovare di mia spontanea volontà il dottor Ferraro a casa sua in seguito a un seminario, mi sembra, ci fosse qualcosa, qualche attività, e gli chiesi ti ricordi se per caso sabato tu sapevi di questa cosa di Mancini e le armi? Lui mi rispose, io sì la sapevo, ma a livello di voce scherzosa, perché una volta venne a fare gli esami in tuta mimetica. E ho detto, ma che per caso tu hai fatto una battuta quel sabato 17, perché sennò io qui non ne esco più. E lui disse, no, non ricordo di aver fatto questa battuta, tutto qua. Senta, ricorda se Ferraro fece a lei altre confidenze in relazione a persone armate che giravano all'istituto? Allora, premetto, io personalmente, a differenza sua, cioè a differenza del dottor Ferraro, ero un po' teso, un po' perché si iniziava a vociferare un po' il mio nome su un eventuale arresto, anche se non riuscivo a crederci, però Senta, un po' per gli interrogatori. Allora, no, io devo... In relazione a questa, sì. volevo sapere, lei ha parlato anche al professor Romano di questo eventuale suo arresto? No. Io le volevo leggere questa frase. Sì. Ho poi parlato di nuovo con il professor Romano dopo la mia deposizione di sabato e gli ho chiesto se avesse parlato con Savarese e la Avitabile del fatto che io dovessi essere sentito, in quanto mi era stato detto che questi ultimi colleghi, cioè Savarese e Avitabile, avevano saputo di un mio imminente arresto. Sì. Allora, dato che il dottor Romani quel sabato mi disse, sa che lei... Quindi scusi, se ho capito bene, lei il Romano l'ha sentito prima della deposizione e dopo la deposizione? Dopo probabilmente l'ho incontrato a voce, cioè sicuramente sono state solo 2 telefonate, basta, mi sembra, solo 2, in tutto. Quel giorno? No, in totale, che ricordi? Ti ricordi 2 telefonate? Ma a voce ci sono stati altri colloqui? Ho visto all'università, certo. Vabbè. Quindi no, allora, mi fu contestato, cioè mi fu rivelato, diciamo, dal dottor Romani che il dottor Savarese e la dottoressa Avitabile avevano parlato del mio imminente arresto. Loro. E mi chiese se per caso questi 2 colleghi avessero qualcosa contro di me, mi sembra, no? Sì. E io dissi no, non credo, insomma, non saprei perché. E allora ho detto, come mai allora secondo lei dicono questo? Io poi successivamente sono venuto a sapere che c'erano giornalisti che alimentavano queste voci, tant'è vero lo spot querela regolare. Ma allora pensai un minuto e dissi, ma forse perché insomma, il sospettato numero 1. Quindi di questa vicenda ne parlavano Romano, Avitabile e Savarese in qualche modo? Io penso che Romano abbia chiamato Savarese e gli abbia detto di questa cosa della citazione. Anche Avitabile? Forse a sua volta Savarese
Romano abbia chiamato Savarese e gli abbia detto di questa cosa della citazione. Anche evitabile. Forse a sua volta Savarese, Avitabile, non so, si sia fatto questo giro, non so, non posso saperlo. Vabbè. E quindi per quest'altra ipotesi eventualmente di persona armata che girava nel vostro istituto, oltre a Mancini, Mancini abbiamo detto sì. è un assistente, invece qui si parla di un'altra persona, se è vero. Ho capito benissimo, sì. so a cosa si sta riferendo. Faccio però una piccola premessa. Io sono a casa del dottor Ferraro, io ero un po' agitato, lui per nulla. E abbiamo iniziato un po' a drammatizzare su questa ipotesi che qualcuno di noi potesse essere indagato. Poi parlammo dei personaggi cosiddetti particolari, personaggi che si aggiravano nell'istituto. Ho detto, certo di personaggi particolari, per non dire strani, che si aggiravano nell'istituto ce ne sono. E lui disse sì, e facemmo io personalmente feci, mi sembra, 3 nomi, quello di Pirri, che però non sapevo che si chiamasse Pirri, io glielo descrissi e lui mi disse, ah sì, quello Pirri, quello di altri 2, che adesso non ricordo, una ragazza bionda, mi sembra, che si aggirava sempre in istituto, e di un'altra persona ancora, adesso non ricordo. Lui mi fece il nome di Alimena, che è un laureando di Incorvati, che veniva spesso vestito, che poi ho ricostruito nel tempo, mi sono anche ricordato la faccia, insomma, Alimena che veniva spesso vestito militare, così, e quindi si disse, quindi viene sempre vestito militare con la pistola, così, facciamo questo nome, ma tutto questo a livello di purissima chiacchiera, così, senza nessuna, così. Ma lei invitò il Ferraro a riferire questo fatto alla polizia? Beh, io dissi, oddio, se c'è una persona che comunque sia veniva armata, insomma, vestita militare con questa pistola appresso, nell'aula 6 sarebbe il caso. Nell'aula 6, così proprio gliel'ha detto Ferraro? Beh, no, tutti i laureandi vanno nell'aula 6, insomma, cioè si fermano nell'aula 6, entrano nell'aula 6, parlano nell'aula 6, consegnano la tesi, tutto lì. Dunque, senta, io ho una sua dichiarazione che forse può essere più precisa sul punto. Vediamo un attimo se lei ricorda questo, perché sennò ci giriamo intorno e forse non. Allora, voglio poi aggiungere che il Ferraro ieri, parlando, mi ha detto di uno studente, forse di un laureando, che ha una pistola e che talvolta si mette a studiare in sala assistenti. Io gli dissi di dirlo alla polizia, ma non so se l'ha fatto. Sì. È così? È così. Cioè io dissi, questo sarebbe da dire questa cosa alla polizia, di una persona che viene nell'aula 6... Ecco, ma tutto questo avveniva in una forma scherzosa, in qualche modo, lei dice? Distesa, molto distesa, anche se io questa cosa l'avevo presa... Le parlo di scherzo perché lei ha detto... nei giorni seguenti aveva fatto una battuta lei aveva fatto una battuta scherzosa a Ferraro, forse pensando perché era di Laocri del... ma c'entra questa cosa? No? Chiedo, nel senso, sì, con perché Alimena? La battuta è stata scherzosa senza nessun altro motivo, perché l'ho sfottuto per il fatto che lui è di Locri. Ah sì, vabbè, queste sono battute. E talvolta lo prendiamo in giro dicendo che è un boss. Voglio poi aggiungere che il Ferraro ieri parlando mi ha detto di uno studente che eccetera eccetera. Allora, premetto un fatto, perché altrimenti sembriamo un po' tutti matti con queste battute, no? Premetto un fatto così. Quando fui interrogato dalla polizia quella mattina mi esortarono a dire assolutamente tutto, sia le battute che le chiacchiere che le cose serie, insomma, se ci sono, o se, insomma, adesso poi io, siccome non potevo valutare quello che era serio, no, ovviamente. Ma io non le sto contestando questo, io volevo semplicemente cercare di capire. Premetto questo perché appunto, questa è una premessa, non è. Quella battuta io feci una battuta, ma ne feci anche altre 100 che non sono nel verbale probabilmente. Ma anzi è pregevole il fatto che si
si scherzasse in un momento così di tensione in qualche modo per allentarla. Sì, beh, ci sentiamo un po' braccati in effetti, comunque. Ma io dissi, sai, cioè lei si riferisce a quella battuta, sai, sei indagato, quella battuta lì si riferisce? Cioè, Sì, più o meno. Sì. No, io chiedo perché io ricordo quello che ho detto, per cui no, Sì, io no, gli dissi una scherzosa volta nel senso. Passiamo ai fatti. Sì. Lasciamo stare anche qui i commenti, No, le osservazioni. hai ragione. Parliamo dei fatti, altrimenti riempiamo pagine e pagine e pagine del tutto inutili. Giusto, facciamo. Allora, guardi, gliela contesto più chiaramente. I giorni seguenti aveva fatto una battuta scherzosa a Ferraro sul fatto che lo stavano indagando e lui aveva detto che quel giorno non c'era in istituto. Sì. Questa Me la ricordo fa parte di perfettamente. una delle battute scherzose. Poi successivamente c'era un'altra battuta che era riferita all'Ocri e in Sì, quel momento me la ricordo perfettamente, stavamo davanti alla sala cataloghi, io arrivai e dissi, sai che ti stanno indagando per scherzare, lui ha fatto figuri, io neppure c'ero scherzando, così. Senta, un'ultima precisazione sui rapporti di Romano con Bascio, Urilli e Alletto. Erano molto legati fra loro? Presidente, c'è opposizione perché non è nel capitolato. Veda, avvocato, è l'ennesima volta che io intervengo. Il secondo punto del capitolato giustifica queste domande, quindi obiezione respinta. Presidente, io intervengo in modo tale che restano a verbale anche se poi vengono respinte. D'accordo. E io intervengo sapendo che le mie parole verranno registrate. Allora, io penso di essere la persona meno indicata per descrivere questi rapporti che sono fra i più giovani, sinceramente, dell'istituto. Cerchi peraltro di rispondere in modo succinto, sintetico, al massimo. Ho risposto, sì. Ha già risposto? No, nel senso sì, sono la persona meno indicata per parlare di questi rapporti. Tacito, docet. Io gliel'ho detto perché lei ne aveva parlato in un suo verbale, parlando che i rapporti erano con Bascio, Urilli e Gabriele Alletto erano particolarmente Amichevoli? praticamente Sì, amichevoli. ma questo sì, posso dirlo. Però Così? con la mia cognizione di causa molto Sua limitata. cognizione, Sì, certo, non è che lei ha... No, Scusi Presidente, però difesa a Bascio, avvocato Coppi, dovrebbe però il pubblico ministero contestare esattamente in quale interrogatorio il Fiorini avrebbe detto queste cose. Sì, indichi la data e legga la frase relativa. Sì, vabbè, siccome acquistiamo probabilmente il verbale, qual è il verbale? Che data è? 27 maggio, ore 20. Sì. E cosa ha risposto Allora, sul punto? per quanto mi riguarda, si capisce che tra il professor Romani e il dottor Bascio e la signora Alletto c'è un particolare rapporto confidenziale, anche se la signora Gabriella dà del lei solo al professor Romano, mentre il dottor Bascio lo chiama per nome. Questa è la frase che lui aveva detto. Che poi in realtà mi sembra che non lo chiami il nome adesso pensandoci, però sì. Ho detto questo, sì. Confermo. Sì, ecco che non avevo difficoltà a trovarlo. Sì, confermo. Senta, un'ultima cosa. Lei ebbe modo, in qualche modo, di parlare con Stefano Laporta in ordine alla presenza dello scattone, dell'arrivo? Sì. Parlai un po' dopo, cioè il giorno in cui fu arrestato, il dottor Scattone, lo incontrai nella sala cataloghi e ci dicemmo, assurdo questo fatto, commentammo il fatto e lui disse, ti ricordi che l'abbiamo visto quel giorno? Io ho detto sì, mi ricordo, io l'ho visto per pochissimo tempo, ma mi ricordo. Era disteso, scherzava, ho detto sì, infatti sì. Allora, chiedo scusa, la porta le disse poi diversamente. mi disse, le disse no, scusi. nel primo momento di aver visto Scattone arrivare alle 12:30. Sì, questa è la è frase vero. che disse la porta È a lei. vero. Ci ricordi Mi di aver visto disse- Scattone arrivare alle Sì. 12:30. Ho detto guarda che mi sembra che era un po' prima, erano tipo le 12:15, lui ha detto forse sì prima, disse. Senta, io al momento
Presidente, non ho altre domande, mi riservo all'esito del controesame della difesa di fornire la testa ulteriore testa. La difesa Romano può intervenire. Presidente, posso intervenire con il controesame? Come vuole. Grazie. Non mi formalizzo per così poco. La difesa Ferraro. No. Ah, non potevo iniziare. No. Volevo intervenire col controesame. Ah, ho come capito di sì. controesame? Ma l'avevamo detto prima, si ricorda all'inizio che sarebbe stato opportuno Sì, fare sì, no, l'uno e infatti l'altro. gliel'avevo chiesto se potevo intervenire in controesame, se c'era il consenso dei E colleghi. l'esame e controesame. Sì, faccio un'unica cosa. Oh, sì, allora... Rinunzierò poi certo, all'esame. certo, ma questo era pacifico. No, fin è per dall'inizio. evitare opposizioni se ci sono domande Non ci suggestive. sono ecco. opposizioni, perché abbiamo già chiarito la situazione perfetto. prima, nella prima udienza, ne sono passate tante di udienza. Allora, avvocato Giulia, buongiorno. Dottore Fiorini, innanzitutto alcuni chiarimenti che sembrano superflui ma per chiarezza. Il professore Romano, dal momento in cui sono iniziate le indagini fino a oggi, le ha mai chiesto di tacere agli organi investigativi fatti a sua conoscenza sull'omicidio? Mai. Lei ha detto appunto che era presente in istituto il 9 maggio 97. Il professore Romano le ha chiesto di non riferire agli organi investigativi i nomi delle persone che lei aveva visto quella mattina? Mai, no. Le ha mai detto che bisognava allontanare i sospetti dall'istituto e quindi fornire indicazioni su soggetti diversi dagli assistenti? Assolutamente no. Presidente, io sul punto avrei una piccola osservazione da fare. È vero che siamo in sede di cosiddetto controesame, però praticamente non stiamo parlando qui di domanda suggestiva, qui stiamo parlando di una risposta che praticamente viene già data al test, quindi il test può o dire sì o dire no. E questo secondo me non è un modo corretto e opportuno. Codice di procedura Senta, penale. io l'ho lasciata sempre finire nelle sue opposizioni, adesso se mi fa finire a me, se siamo pari. Quindi io chiederei, se lei è d'accordo, perché solo lei può deciderlo, di invitare la difesa a fare delle domande che permettano una risposta articolata. Posso, Presidente, prima che lei decida, fare una brevissima No, ma osservazione? io vorrei fare soltanto una preghiera e vedrà che lei acconsentirà. La posizione è questa, delicatissima di tutti gli avvocati, che si trovano nello stesso tempo a fare domande a persone indicate nelle loro liste e a fare le domande alle stesse persone in posizione di controesame. Quindi è proprio difficile distinguere e applicare il secondo e il terzo comma dell'articolo 499. Allora io prego l'avvocatessa... Presidente, io rinuncio all'esame. Aspetti, ma non rinunci. Prego sia lei avvocato sia gli altri avvocati di formulare le domande in modo tale che nessuno possa muovere dei rilievi in ordine all'eventuale suggestionabilità del test. Lei Presidente... non deve rinunciare alle domande, perché deve rinunciare alle domande? un attimo, io vorrei fare... Atteso che secondo me addirittura è abilità dell'avvocato in sede di controesame riuscire a fare domande suggestive, io ritengo che sia mio diritto farlo, rinunzio all'esame e le farò tutte, nei limiti in cui le mie capacità me lo consentono, suggestive. È un mio diritto, perché io voglio invitare al testimone a eventualmente obiettare qualcosa a qualcosa che io gli sottopongo. Io gli sottopongo una frase, se non è corretta lui mi dice no, Romano... Sì, ma io l'ho pregato di formulare le domande in modo tale che non si prestino a critiche e questa preghiera rivolta in termini così cortesi può essere accolta anche da lei, senza formalizzarci troppo sulle questioni. D'accordo, io proseguirò, se ci saranno così come me le sono scritte, dopodiché eventualmente si opporrà il pubblico ministero. Tutti. Anche perché adesso parleremo Vediamo un po', se erano tutti per il più. una intercettazione telefonica e quindi qui faremo una domanda per evitare obiezioni di carattere generale e poi eventualmente le leggo alcuni passaggi di questa intercettazione che, facendo parte di atti del fascicolo di dibattito, Faccia la domanda allora. lei in data 3 giugno 1997 ricorda se ebbe un colloquio con il professore Romano e che cosa le disse nel corso di questo colloquio il professore Romano? In particolare ricorda qual era l'atteggiamento del professore Romano rispetto a queste indagini in questo colloquio del 3 giugno? Chiedo scusa Presidente, non si può in qualche modo chiedere l'atteggiamento per telefono? Sì, no, appunto, la prima domanda, c'è stata questa telefonata? E cosa ricorda di questa telefonata? Tutto quello che ricorda. Sinceramente non la ricordo. Non la si può ricordare, ma E proprio per questo adesso gliela allora glielo può leggere. posso ricordare io. Grazie.
In particolare, in questa telefonata... Legga, si limiti a leggerla. Leggo la telefonata. Sì, certo. Lei eventualmente me la conferma. Il professore Romano, lei chiede del professore Romano, il professore Romano le dice: cerco di dare il massimo della collaborazione. Lei, Paolo e lei. Sì. Speriamo, quando finirà faremo una festa in istituto. Romano: e appunto, speriamo, le cose ormai sono un'alternativa, dovranno trovare qualcuno, è una speranza che tutti lo trovino. E ancora andando avanti, parlate sempre di queste indagini, pagina successiva 154. Romano: si dovrà rendere possibile che si riprenda in generale la vita dell'università, perché non è solo il nostro istituto coinvolto. Poi si va avanti, la vita quotidiana, però, perché una morte esiste, non è un piccolo episodio. Paolo: no, anzi, Romano è una persona che c'era e ora non c'è più. Ricorda questo colloquio? Perfettamente, adesso. L'ultimo passaggio le D'altra leggo. parte, anche se non ricordava, abbiamo la trascrizione. Potevo fare altro. L'ultimo passaggio le leggo. Allora, Paolo: fanno bene a lavorare, cioè lei. Romano: certo, stanno proprio lavorando. Paolo: certo. Insomma, i metodi però. Romano: ma sa, questo è complicato. Bisognerebbe sapere che quadro di investigazione hanno e allora alcune cose possono diventare utili, e anche tenere una persona, perché forse lo sentono. E ancora Romano: bisogna un po' pagare la condizione di essere cittadini. Io le chiedo, questo che c'è in questa conversazione corrisponde a quello che abitualmente le diceva il professor Romano? Aveva questo atteggiamento o minimizzava? C'è una differenziazione fra il contenuto delle dichiarazioni che lei testé ha sentito del professor Romano e le dichiarazioni verbali che lei ha ascoltato in altra sede, o invece sostanzialmente siamo nello stesso ambito? Io non sento una contraddizione, perché il professor Romano desiderava essere informato, ma mai mi ha detto: mi raccomando non collabori, mi raccomando non dica tutto, sia prudente nelle dichiarazioni o cose del genere. Senta, all'epoca dei fatti il professore Romano era direttore del vostro istituto, no? Sì. Per quello appunto che lei risulta, in quel periodo, quindi quando cominciarono queste indagini, capitava che questo istituto improvvisamente si svuotasse per la contemporanea convocazione alla Digos di tutti gli assistenti? Ha già risposto, Presidente, su questo punto. Presidente, anche su questo... Forse ha già risposto, ma io non me lo ricordo. Lei permetterà allora che il teste mi ricordi cosa ha già risposto? Allora dica. Sì, mi ricordo poi in particolare, mi sembra il 27 maggio che è stata una specie di deserto. L'ha detto? Mi sembra, Senta, quando lei, rispondendo appunto al pubblico ministero, il pubblico ministero le ha letto una sua dichiarazione in cui si parla di questo interesse del professore Romano, io vorrei che qui lo chiarissimo. Sì. E qui farò una domanda, vedremo se me la metterete, suggestiva, e la faccio come controesame. Si trattava di un'ansia di conoscere nei dettagli le prove che si acquisivano, No, oppure Presidente, di una normale partecipazione? Aspetti, la blocco fin da adesso, perché ha già risposto il teste. Questa domanda non è suggestiva, è del tutto inutile, perché ha già risposto. Va bene, Presidente. Allora, ricorda in Trovo quale... il consenso di alcuni avvocati della difesa. No, nel senso, prendo atto che non posso fare una domanda che per me era importante e vado avanti. Dottore Fiorini, il pubblico ministero adesso le ha letto alcune frasi che le sono state verbalizzate. Dico subito, in data 27 maggio, l'ha detto pure il pubblico ministero che è stata 27 maggio. Io voglio sapere se lei ricorda quante ore è stato alla Digos il 27 maggio, se lei si è lamentato di quello che è successo e che cosa è successo proprio il 27 maggio alla Digos. Sì. Beh, allora, innanzitutto tutto iniziò con una telefonata alle ore, mi sembra, 6:30 del mattino, con la quale mi si convocò, e andai alle 9, dopo una piccola attesa di mezz'ora, mi sembra, adesso non ricordo, vidi che c'erano moltissime altre persone all'istituto, fui interrogato da varie persone, non ricordo esattamente da chi però, e forse una è tutto Giannini, non so.
nulla. Il tono è un po' duro, insomma. Io sinceramente non mi impressionai, un po' perché pensavo che fossero le indagini che richiedessero questi toni, insomma, diciamo che non mi scandalizzai, però mi dissero innanzitutto, non so chi, mi dissero che rischiavo di essere arrestato, e non so chi fece una battuta semi-scherzosa, insomma, che le mie 2 lauree potevo appendermele in carcere, insomma, una cosa del genere. Però, ripeto, non fu poi un rapporto, cioè pensavo fossero toni così, non del tutto seri, nel senso non del tutto seri, non del tutto così, pensavo fosse una specie di recita, un metodo scientifico. Comunque il tono fu duro e mi fu chiesto di ricordare un po' tutto, le chiacchiere, battute, come ho detto prima, e durò fino a questo interrogatorio così, con 4-5 persone o 6, non mi ricordo, 4, poi venivano, entravano, uscivano, e durò fino alle ore, mi sembra, non so, mezzogiorno, l'una, non so, ci dovrebbe essere scritto? Sì, no. Fino a che ora? Non ricordo bene, ci dovrebbe essere scritto l'una, mi sembra. Fino alle ore 13. 13. Fino alle ore 13. Sono sì, 2 i sì. verbali. O all'una di notte. No, 13, no, mi scusi. Cioè fino alle ore 13 mi sembra. Poi ci fu una pausa in cui mi domandarono di attendere. Poi c'è la pausa. Dopodiché attesi varie ore con il dottor Ferrari in una stanza, e dopodiché verso le ore 21, 22, non so bene che ore fossero, tardi comunque, furono richiamati per altre domande, insomma, Comunque, poche. Sì. In una telefonata al numero 116 del 28.597 ore 10.02 lei parla con tale Gianluca. Innanzitutto può dire chi è questo Gianluca anche per la Corte? Sacco, dottor Gianluca, Sacco. quindi il Sacco di cui ha parlato prima. Io le dico alcune frasi Sì. che lei ha detto a Gianluca Sacco e lei mi dice se me le conferma o meno. In particolare lei dice, fa riferimento proprio a quell'interrogatorio, perché la telefonata appunto è del 28, tra gli urli di quelli della Digos, tipo faccia a faccia. Poi le dice, che lei mi nasconde qualche cosa, cioè lei riferisce quello, lei mi nascondi qualche cosa, e lei, come dice, più lei, Presidente, se ci sono termini volgari che devo fare? Siamo abituati. Posso... Non ci scandalizziamo. No, per una questione di rispetto alla Corte. Abbiamo raggiunto un'età tale per cui non ci scandalizziamo più. Che avevo mai detto? No, Presidente, era per rispetto alla Corte. Allora, Presidente, scusi, io ricorda devo fare se disse che quelli della Digos... abbia pazienza, io mi scuso con l'avvocato. Quello che vorrei capire però è la rilevanza di queste domande. Io principalmente, se il test ha riferito cose non vere o è stato costretto a riferire cose non vere o è stato in qualche modo influenzato dalla polizia giudiziaria con sistemi non ortodossi, allora potrei capire avesse un senso. Mi pare che però il Facciamo test questa domanda prima di... perché il test abbia già Formula questa risposto, domanda, la invito a formulare questa perché domanda. sennò altrimenti qui Se parliamo ha subito sono pressioni, Presidente, scusi, indebiti. siccome minacce. gli è stata letta dal pubblico ministero alla fine una verbalizzazione. Sì. Io voglio che risulti processualmente in quale contesto, a prescindere, perché lui da quello che dice nelle intercettazioni è un tipo strano, cioè che di fronte alle persone che si seccano addirittura sta più tranquillo. Però dico, lui lo dice nelle intercettazioni, lui dice più gli altri si incazzano più io mi tranquillizzo. Esatto, è questo Però che è una volevamo. cosa strana, io vorrei che emergesse il clima nel quale avvenivano le Esatto. Sì, verbalizzazioni. ma veda, il problema è questo, che la decisione finale non spetta a lei, spetta alla Corte. Ah, sì, certo. E la Corte ritiene che parlare per ore intere di questioni che non hanno rilevanza sia del tutto inutile. Erano Va bene. 5 minuti. Comunque, il clima era quello di cui abbiamo parlato. Ma facciamogli questa domanda. Faceva caldo. Scusi, intervengo io proprio per mettere un punto chiaro alla situazione. Ha subito intimidazioni lei? Guardi, non è Pressioni?
coartazioni, ha detto delle cose che non avrebbe detto se non fossero state effettuate questi comportamenti duri, dal tono duro. Ha detto la verità quando fu interrogato. Allora, i toni erano duri, spesso si diceva che stiamo per arrestare o qualcosa del genere. Io però, come anche ho detto telefonicamente, io non mi sono fatto pressione, ma anche perché mi sembrava un metodo e basta, cioè era molto duro. Ha detto delle cose non vere? No, ha detto le cose vere. Ha detto delle cose vere. Senta, va bene, allora andiamo avanti. Per quanto riguarda i rapporti c'è un'intercettazione telefonica 1 giugno 97 ore 17:07 tra Totò e Paolo. Totò può dire chi alla corte l'attuale dottor imputato. Ferraro. Sì. Ricorda se in quella conversazione lei ha detto che gli organi investigativi insistevano sempre sulla posizione del professore quella mattina? Beh, ci furono varie domande. Sì, varie domande. Passiamo a dei colloqui, delle intercettazioni telefoniche inerenti la Lipari e lei. Presidente, su questo punto c'è opposizione, perché se vale per l'accusa che non può essere sentita la Lipari se prima non vengono depositate tutte le intercettazioni, così dovrebbe valere anche per la difesa che l'argomento non può essere trattato se prima non ci sono tutte le intercettazioni trascritte. Presidente, Questo per quanto riguarda una prima fase. Una seconda opposizione è motivata sul punto che non mi pare che sul codice sia previsto, io finora ho taciuto per così, ma mi pare che non sia possibile al test contestare o dare lettura di dichiarazioni rese da altri su intercettazioni, non sono dichiarazioni rese dal test, ma bensì sono dichiarazioni... No, aspetti, mi sembra che siano intercettazioni in cui lui in cui è stata registrata la sua voce, no? Abbiamo in questo processo acquisito al fascicolo del dibattimento ben 2 blocchi di trascrizioni di Paolo Fiorini. Certo, lei sta contestando il contenuto di conversazione. Io glielo leggo e lui sta mi dice... leggendo, contestando, usi lei il termine esatto. Conversazioni in cui lui interviene. In cui lui interviene. Queste erano tutte... Questo per quanto riguarda il secondo punto. Per quanto riguarda il primo punto, lei ricorderà, pubblico ministero, che nelle udienze precedenti tutti hanno dato consenso perché venissero sentiti questi testimoni, nonostante che ancora non tutte le trascrizioni siano state depositate. Per cui la domanda è ammessa. Sì. E allora, innanzitutto sono 2 telefonate che lei ha fatto, una a Gianluca, e Gianluca sarebbe il dottor Sacco, e una a Paolo Napoli. La prima, affinché poi resti alla corte, è del 6697 ore 17:03, la seconda 18:01 del 6697. In queste 2 telefonate io ora le leggo alcuni passaggi, oppure prima le faccio una domanda. Ricorda se si lamentava di un'aggressione verbale subita dalla Lipari? Sì, certamente. In che termini, scusi? Adesso non ricordo esattamente in quella telefonata precisamente, mi sono lamentato spesso di queste aggressioni, di questa aggressione verbale della dottoressa Lipari. A proposito di quale episodio però? Io telefonai. Ah, ecco, sempre. In giorno, relazione a questi episodi qui. Sì. Poi leggeremo le trascrizioni tutte. Sì, poi volevo sapere se lei ci può ricordare questa sua conversazione con la Lipari, proprio i termini di questa conversazione, perché lei li ricorderà, perché lì avete avuto uno screzio. Questo me lo ricordo bene. Non ricordo il giorno preciso, se può, vabbè, comunque. Questo ora glielo 4 mi sembra, giugno. Telefonai a casa dei genitori della dottoressa Lipari e mi rispose qualcuno, mi disse che la dottoressa Lipari non c'era. Lei mi richiamò dopo circa 2 ore e niente, mi iniziò a insultare quasi da subito, a partire dal saluto. Sì. Mi iniziò ad insultare. Dicendo che cosa? Beh, prima 6 semplici parolacce, insomma, 6 semplici e pure parolacce. Dopo iniziò a dire perché voi non avete coraggio, non percepite nulla, io solo ho la percettività, io solo ho coraggio, voi siete dei vigliacchi.
o degli stupidi o comunque insomma iniziò questa tiritera. Parlava ad una velocità inaudita, io riuscii a infilare pochissime parole, poi mi disse ma come tu hai detto, mi hai contraddetto sul fatto di Mancini, che magari non c'entra neanche nulla. Cosa hai detto sul fatto di Mancini, delle armi che ho riferito prima. Ho detto guarda che io volevo spiegarle come si sono svolti quei fatti, che come ho raccontato, che io non lo sapevo prima il 17, quando mi fu contestato, non lo sapevo, quindi non potevo averglielo detto. Lei mi investì, mi disse altre parolacce, altre cose, dopodiché adesso non ricordo benissimo la sequenza, io riuscii a dire mi sembra 8-9 parole, dopodiché mi disse se ti incontro non ti saluto più, una cosa del genere. Io rimasi molto sorpreso, cioè fino al 20 maggio eravamo molto amici, questo sì. Poi c'è qualche altro punto? Sì, qualche altro punto. Lei ricorda se in una telefonata con Domitilla chi è? Era la mia ragazza. Come? Era la mia ragazza. Era la sua ragazza all'epoca. 13 giugno 97, ore 23:22. Lei dice che, infatti il 13 giugno, che la Lipari il giorno prima che fosse convocata alla Digos scherzava sul fatto che era stato quello o quell'altro e il giorno dopo decideva che tutti eravate vigliacchi. Sì. E perché diceva queste cose? Io non so perché No, perché lei diceva a Domitilla queste cose? Sulla base di quali elementi? Sì, sto dicendo. Io premetto che in quei giorni vidi la Lipari più di una volta, i giorni antecedenti al 21 maggio, giorno del mio primo e suo, penso primo, non so, interrogatorio, comunque prima del 21 maggio, vidi la dottoressa Lipari più di un'occasione perché avevamo un seminario insieme. E in particolare sabato 17 sono stati la mattina all'università, abbiamo pranzato insieme, siamo andati a vedere un seminario e lì parlammo a lungo dell'ipotesi perché vedevamo gli inquirenti che giravano nelle stanze, insomma, di questa ipotesi che allora ci pareva assurda, che fosse coinvolto qualcuno dell'istituto. E il clima era assolutamente allora io premetto, con la Lipari parlai in più occasioni, antecedentemente alle indagini sull'istituto eravamo semplicemente sconvolti dal fatto, passammo anche, un giorno tagliammo il funerale che c'era della povera ragazza e parlammo in termini così, anche come potenziali vittime tra l'altro, chiunque poteva passare di là, eccetera. Dopo, quando ci fu questa indagine, ovviamente limitatamente alle indagini, le ipotesi erano delle più scherzose. Mi ricordo in particolare che si diceva ti immagini la signora Maria che spara, insomma, per dire l'assurdità che ci Quindi sembrava. scherzava la Lipari su questo fatto, sì. scherzava normalmente. Sì. Cioè non sulla morte, sulle indagini. Sulle indagini, sì. Senta, in una intercettazione Paolo Gianluca, 8 giugno 97, ore 11:55, lei, commentando appunto l'aggressione verbale della Lipari, dice che la Lipari aveva conservato un antico rancore nei suoi confronti e che aveva colto quell'occasione per riversare tutto su di lei. Può spiegarmi questo passaggio? Ma questa è un'ipotesi che io facevo al dottor Sacco per riuscire a spiegarmi, a darmi una spiegazione del grado di odio, di disprezzo che lei manifestò in quella telefonata. Nel senso che come tutte le amicizie strette ci sono dei momenti in cui ci fu un momento in cui litigammo in maniera un po' forte, tipo 2 anni e mezzo fa, però è un'ipotesi così lanciata a cui sinceramente non mi sentirei di dare alcun credito adesso. Senta, lei ricorda se in un'intercettazione del 6 giugno 97, ore 18:13, parlando con Paolo Napoli, riferì quelle che erano le condizioni della Lipari dopo l'interrogatorio? Ma io ero preoccupato, sinceramente, preoccupato per lei, sinceramente, preoccupato perché mi sembrava uno stato di alterazione unico, addirittura una persona di cui lei era estremamente amica, quasi non mi riconosceva più, mi insultava, mi ricomprendeva in categorie molto generiche e generali, voi non avete coraggio, voi, come se assumesse l'istituto come un'entità astratta, io dentro, così. Senta, ricorda se in una conversazione con Totò lei espresse preoccupazioni per la stabilità della Lipari e disse che ormai la Lipari sparava i numeri? Allora, innanzitutto devo dire, io
iniziai a preoccuparmi seriamente della dottoressa Lipari un po' quando la stessa polizia, cioè quei due poliziotti quella sera mi dissero che stava sbarellando e dando conto di versioni diverse. Basta, proprio sull'uscio della porta del commissariato. A che ho detto, siccome io sinceramente, tuttora ovviamente, penso che la Lipari sia una persona estremamente intelligente, sensibile ai limiti della genialità, però certamente è una persona che ha una sua fragilità, secondo me. Allora, scusi, una sua fragilità, mi scusi. Allora ero preoccupato per lei e Dottor Fiorini, se guarda noi e si allontana di qualche centimetro dal microfono ne guadagna la comprensione di tutti. Grazie. Allora, guardo, scusi. No, perché è anche una costa inclinata che allora. Cosa? Si allontana. Così, va bene? Allora, ero sinceramente preoccupato. Dopo quella telefonata dissi, mi sembra, al dottor Ferraro, ma anche ad altre persone, che mi sembrava che la Lipari fosse, non so, di alterazione particolare. E il dottor Ferraro mi ricordo che mi mostrò molta comprensione, mi disse ma bisogna avere comprensione, è stata interrogata molte volte, gli interrogatori sono lunghi, magari si è stancata, non so, cose del genere. Così. Io invece ero preoccupato. Senta, lei ricorda che anche appunto di questa convocazione alla Digos e un po' di tutte le cose che succedevano in istituto parlava molto spesso con questo suo amico Gianluca Sacco, ci sono delle intercettazioni sul punto. Sì. Quando lei faceva queste domande, le faceva perché aveva uno specifico scopo di capire qualche cosa oppure così per semplice curiosità? A chi? Mi scusi? A Gianluca Sacco. Non ricordo quale domande lei si Lei parla ad esempio nell'intercettazione sia con un certo Massimo chi è? Così È un resta mio chiaro. amico. Magari se diamo il cognome così resta anche Boschiani. Sia con Massimo, intercettazione 28.597 ore 23.34, sia con Sacco, sì. Il 28 maggio, parlate di questo fatto che lei è stato 14 ore alla Digos, eccetera, e vi scambiate ipotesi. Io dico, perché parlavate di queste cose? C'era una esigenza particolare oppure perché era un fatto che vi aveva un po' sconvolto? No, semplicemente io magari tornavo un po' stressato e con gli amici si parla al telefono, così. Senta, il professore Romano le ha mai dato incarico, mandato di telefonare lei alla Lipari per conto di Romano? No, esplicitamente no, assolutamente no. Assolutamente no. No, mi disse. Sì o no? Allora, non mi disse affatto di telefonare alla Lipari, mi disse, dato che io ero amico della Lipari, di sincerarmi le sue condizioni, solo così. E a lui ero preoccupato così per lei. Ho finito, Presidente, grazie. E non fa la domanda quella relativa alla Sì, sottoscrizione come esame. del documento? Come esame. Non lo può fare adesso? Sì, va benissimo, come preferisce lei. Così esauriamo la Sì, come preferiva lei. Sì, d'accordo. Lei, dopo l'arresto del professore Romano, ricorda se ha sottoscritto un manifestino? Sì, l'ho anche preparato. L'ha anche? Per contribuito proprio a scriverlo. È acquisito il fascicolo di dibattimento, però se può ricordare alla Corte per favore il contenuto e le ragioni per le quali l'ha sottoscritto. in poche parole, perché fa parte già degli atti di causa. Semplicemente perché io non ho mai ricevuto pressioni affinché non collaborassi o non dicessi la verità. Vabbè. Allora diamo la parola adesso alla difesa. Ferraro? Avvocato Petrelli Pescattone. Buongiorno. Lei nel corso degli interrogatori presso la Questura e presso la Digos in genere ha avuto anche colloqui di natura informale, scambi di vedute e di informazioni non verbalizzate con chi la interrogava? Sì. Li ha avuti prima e dopo e durante la verbalizzazione dei suoi interrogatori? Solitamente funzionava che c'erano una serie di domande, una serie di tra virgolette scambi, dopodiché si apriva il verbale e si scriveva. Ecco, questo scambio di battute e di
e di informazioni con gli inquirenti avevano un contenuto particolare. Cerco di essere più preciso. No, non c'è bisogno, vediamo se è in grado di rispondere. Se non è in grado di rispondere, specifichi. Ma semplicemente loro mi sottolineavano la gravità del fatto, il fatto che sicuramente si fosse sparato da quella finestra al 100%, per cui qualcuno per forza in quell'aula dovesse essere stato, e quindi di sforzarmi di ricordare qualsiasi cosa inerente, perché poteva appunto essere estremamente utile. Per esempio, le argomentarono anche il perché di questa certezza, come lei riferisce, al 100%? No, mi ricordo in un'occasione, che non saprei però dire la data, e dissi, ma mi sembra di aver letto sul giornale che questa percentuale è un po' minore, perché ho letto il Corriere della Sera, mi sembra. Quindi lei glielo contestò? Ma così, sempre in tono di dialogo, non c'era nessuna... E lei disse, guardi, i giornalisti scrivono tante cretinate, invece ci sono prove, questo è sparato proprio da lì. Che è proprio così. Sì. Nel corso di questi colloqui informali, gli inquirenti le fecero riferimento alle dichiarazioni rese da altre persone sentite a sommarie informazioni? Le riferivano, cioè Tizio guarda che ha detto così, Caio ha detto quest'altra cosa? Mi dissero per esempio della Vitabile Savarese, già ho detto che avevano detto che io sarei stato arrestato, un'altra volta mi sembra della dottoressa Lipari. Lo ha già riferito, di altre? No, però su una circostanza forse diversa, cioè mi dissero che un certo giorno dissero che la dottoressa Lipari aveva visto persone dentro l'aula 6. Lei ebbe modo di parlare con altre persone, colleghi e in genere altri, delle informazioni che le venivano date in questa maniera così? Ricordo che ero abbastanza prudente, insomma, perché mi sembravano tutti segreti, insomma. Quindi non ricordo, però sicuramente forse qualcuno, sì, non ricordo però, forse il dottor Sacco, insomma. Oltre alla certezza relativa alla provenienza del colpo che aveva ucciso Marta Russo, sì, la informarono in genere dello stato delle indagini? Cioè, può essere un po' più preciso, scusi? Lei ha detto che le avrebbero detto al 100% sì. Siamo, cioè, le dissero altre cose, stiamo indagando su Tizio, su Caio. Allora, su questo fatto delle persone presenti dentro... Abbiamo questa difficoltà investigativa, ecco. Sì, no, mi disse semplicemente che io avevo visto queste persone dentro l'aula 6, mi dissero anche che una di queste persone sembra fosse la signora Alletto, che però mancava l'arma e questa è la loro difficoltà, mi sembra. Lei ricorda in particolare in quale degli interrogatori, o se non fu in prossimità degli interrogatori, in quale altra diversa occasione le furono riferite queste notizie? Guardi, mi verrebbe a dire il 27 maggio perché è stato così lunga quella giornata che mi sembra fosse successo tante cose, però non sono sicuro. Lei è stato sentito il 21 maggio, il 24 maggio, 2 volte il 27 maggio, poi ancora il 29 maggio e poi il 17 giugno del 97. Sì. In tutti questi interrogatori lei ha mai avuto un comportamento, ha già detto che ha sempre detto la verità, ma ha mai avuto comportamenti paurosi o reticenti, ha avuto mai poco coraggio nell'esporre la verità? Non capisco il motivo di questa domanda. Sull'attendibilità del testimone. Non avendolo capito non l'ammetto. Sull'attendibilità. No, fu poco non l'ammetto perché non lo ritengo nemmeno utile. Senta, le fu contestato nel corso degli interrogatori di essere omertoso, di non voler fare dichiarazioni che consentissero di chiarire i fatti? Va bene, sì, questo va bene, sì. Le fu contestato apertamente? Sì, mi dissero che non dicevo tutto, che insomma... Sì, che ero omertoso, me lo dissero mi sembra una volta,
Comunque sì, prima era quello, so che non dicevo tutto, che dovevo dire qualcosa che non dicevo, questo almeno precedentemente, almeno il 27 maggio sì, dopo i toni furono molto più pacati. Il 27 maggio sì, mi dissero proprio insomma, che sarebbe potuto essere che stavo per favoreggiamento o cose simili, insomma, però dopo il 27 maggio no. Il 28 maggio del 97 lei ha un colloquio telefonico con Gianluca nella quale riferisce: loro, gli inquirenti, sono convinti che noi stiamo coprendo qualcuno, e aggiunge: a me non me ne frega un cazzo di coprire nessuno. Questo pensiero corrispondeva al suo atteggiamento e alla sua posizione all'epoca? Anche adesso, assolutamente sì, cioè anche all'epoca sì, sicuramente sì, c'era questa, come se noi coprissimo qualcuno. Ha già risposto, sicuramente scusi. Non c'è bisogno di aggiungere. Scusi, prego. È vero. Lei poi commenta: magari avessimo questo spirito di gruppo. Mi può spiegare il significato di questa sua affermazione? Perché mi sembrava che venissimo trattati come un clan, un gruppo molto compatto, una specie di clan mafioso, quando invece, come in tutti i campi di ricerca, ognuno individualmente compiva le sue ricerche, con pochi si era amici, insomma. Lei ha sempre portato la barba e i baffi? Beh, mi sembra di sì, più o meno, ogni tanto. All'epoca dei fatti in particolare? Sì, stavo cercando penso di sì. Il 9 maggio portava barba e baffi? Questa è una domanda. Mi sembra di sì, però. Senta, lei non lo so. può essere più preciso sulla origine della sua amicizia con la dottoressa Lipari? Opposizione, Presidente. La Corte vorrebbe sapere perché della domanda concernente la barba e i baffi. Perché è relativa ad alcune affermazioni che sono state fatte dalla dottoressa Lipari. Se è così. Allora, Certo, non ho di queste curiosità se non ancorate a delle emergenze Non si sa processuali. mai, avvocato, non si sa mai. Ringrazio, Presidente. Allora, l'amicizia. No, scusi, dottor Fiorini. Allora, rispondo. No, Presidente, scusi, c'è un'opposizione dell'accusa sulla domanda dell'avvocato Petretti. Ho chiesto quando e come è nata l'amicizia con la Lipari. Opposizione. È opposizione respinta. Prego, ma vuole sapere? È bene sapere. Io aspettavo che lei me la respingesse come al solito, soltanto se non me la respinge continua a farla, Se no? la motiva io capisco Allora, anche spieghi. per le prossime domande cosa posso... Dico, non vedo, e può essere utile che il test fornisca questi dettagli. Cioè, fornisca informazioni su un altro test. E perché no? No, sui suoi... Chiedo scusa. Sui rapporti, Chiedo quando scusa. è nata l'amicizia. Chiedo scusa, il mio capitolato è in ordine al Può rispondere comportamento... per non perdere tempo. Sì, è molto semplice. Io stimavo moltissimo la dottoressa Lipari, penso. No, aspetti, non le ho chiesto se la stimavo o meno. Così Quando l'ha nacque. conosciuta? Quando l'ha Lei mi ha conosciuta? chiesto come nacque l'amicizia. Per stima. Sì, ma quando è avvenuto tutto questo? Nel 95, 94, insomma, quando divenne assistente, insomma. Ecco, lei ha parlato di un'amicizia collaborato. stretta. Sì. Quanto era stretta questa amicizia? Cioè che tipo di intimità vi era tra lei e la dottoressa Lipari? No, lasciamo stare i rapporti di intimità. Lei dice, erano per favore. E questo era il motivo dell'opposizione, Presidente, come volevasi dimostrare. Lei conobbe la Lipari quando? Nel 94, Nell'università. all'università. La conobbe per quale motivo? Lei collaborava già con l'Istituto di Filosofia del Diritto, io ero nuovo, virgolette. Si stabilirono rapporti di amicizia? Sì. Buoni rapporti di amicizia? Buonissimi. Poi, qual erano le altre domande? Come per quanto riguarda la barba del dottor Fiorini, io non ho nessuna curiosità nel voler apprendere i rapporti eventualmente sentimentali intercorsi tra il dottor Fiorini e la dottoressa Lipari. Ovviamente a me interessa capire quali domande posso fare al testimone a seconda della conoscenza o meno, più o meno approfondita. Lei con pensa l'altra. che sapere che se esistevano fra i due ebbero
si sviluppavano tra i due rapporti affettivi, sentimentali, possono non è avere questo, infatti rilevanza. non è questo quello che mi interessa, volevo sapere che tipo di intimità vi era, che tipo di frequentazione e quanto bene la conoscesse per potersi La riferire frequentazione com'era? sul suo carattere. Allora, Ma io vorrei fare la domanda secca, vi sono stati rapporti affettivi fra voi due? no. No, benissimo. Le frequentazioni dove avvenivano, quando avvenivano? Allora, io vedevo la dottoressa Liberi o all'università Pontificia